Colleghe e colleghi, questa è verosimilmente l'ultima manovra di bilancio di questa legislatura, quindi un atto importante che ovviamente conclude un percorso lungo 5, 10, 15 anni. E io credo che, lo dico al relatore Favero, ma a tutti i colleghi in generale, anche a lei Presidente Ciambetti, io credo che noi possiamo scherzare, ironizzare sull'assenza del Presidente Zaia oggi. In realtà io giudico, l'abbiamo fatto anche con toni ironici, sarcastici in questi giorni, io in realtà giudico sotto il profilo politico molto grave l'assenza del Presidente, che non viene a chiudere anche simbolicamente una legislatura che, come ha ricordato il relatore Favero, è stata anche una legislatura complicata, che ci ha visto attraversare la pandemia, che ha visto mettere in discussione i principi fondamentali attorno a cui avevamo costruito la nostra eccellenza. E io dunque vorrei che almeno rimanesse agli atti che è davvero incomprensibile l'assenza del Presidente anche oggi nell'ultima manovra di bilancio, assente per andare ad inaugurare da qualche altra parte a favore di telecamere un'opera. Allora proviamo a fare il nostro lavoro dentro questa che è la nostra assemblea e che dovrebbe essere anche l'assemblea del Presidente Zaia, e dunque proviamo a stare sui numeri rispetto ai quali farò dei brevi cenni, perché il relatore ha già inquadrato, diciamo, la manovra in termini generali. Noi stiamo ragionando di un intervento di bilancio che nei fatti si può riassumere in 38 milioni di entrate nuove, fresche, di cui siamo chiamati a definire la allocazione. Di questi 38 nuovi milioni, al netto degli interessi, di un po' di rimasugli sugli interessi, della restituzione del Consiglio, della premialità del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il grosso, la parte del leone di queste nuove risorse, che ammontano in totale a 38 milioni, è registrato da 26 milioni di maggior gettito IRAP, e cioè rispetto alla manovra di aumento delle tasse sulle imprese che avevamo fatto a dicembre 2024 per la necessità di pagare i debiti della Pedemontana, oggi ci accorgiamo a pochi mesi di distanza che avevamo fatto dei calcoli ovviamente basati su parametri di qualche anno fa, e lo Stato ci riconosce un surplus, un maggiore gettito di 26 milioni di euro sui 38 della manovra. Ora, qua la prima domanda, relatore Favero. Questi 26 milioni in più di gettito sono una sorpresa o è stato, diciamo, un calcolo che abbiamo realizzato già in fase di bilancio? Perché se era stato calcolato che in realtà l'importo che avevamo ipotizzato in fase di bilancio di previsione sarebbe stato rivisto a rialzo, forse allora avremmo potuto fare valutazioni diverse rispetto alle aliquote che abbiamo imposto in aumento alle imprese del Veneto. Ma se invece è una sorpresa, se proprio non ci aspettavamo questo aumento di gettito, forse anche un po' peggio, forse sì, allora abbiamo un bel problema, perché la prima riflessione è: se l'assestamento serve, perché con questa finalità l'hanno pensato i legislatori, serve per affrontare le criticità che emergono fisiologicamente durante i primi 6 mesi di amministrazione regionale, senza questa sorpresa dei 26 milioni in più dell'aumento delle tasse sulle imprese, come avremmo affrontato, con che risorse avremmo affrontato le nuove criticità che sono emerse nel corso dei primi 6 mesi del 2025, calcolando che noi, a differenza di altri enti, in virtù di questo processo virtuosissimo di rientro del debito, siamo destinati a non poter utilizzare l'avanzo di amministrazione per quest'anno, nei 5 anni precedenti e verosimilmente per i prossimi 20 anni? Lo dico perché l'ho già sottolineato diverse volte in questi anni. Io penso che ci sia un problema strutturale dentro questo bilancio, che deriva da aver voluto impegnare la Regione in un processo di risanamento dovuto a un debito eccessivo
il relatore Favero parlava del debito dei tempi di Galando, negli anni diciamo dell'espansione della spesa pubblica, li ricordiamo bene, quando presidente della giunta regionale del Veneto era Giancarlo Galano e il vicepresidente della giunta del Veneto era Luca Zaia, ce li ricordiamo benissimo quegli anni. Risultato di quella politica di indebitamento da allora, noi oggi siamo nell'impossibilità di utilizzare l'avanzo e dunque dovremmo ragionare con un po' più di onestà intellettuale sulle politiche di bilancio che abbiamo messo in atto e sulla capacità reale che abbiamo di incrociare emergenze e bisogni. Seconda questione, se è stata una sorpresa, dicevo che è ben peggio. Ragazzi, abbiamo deciso di abbandonare la possibilità di programmare le attività di questa regione. Intanto, se è stata una sorpresa, non è merito, e se oggi possiamo distribuire questi 26 milioni, relatore Favero, non è merito di una regione ben amministrata con i conti in ordine. È merito delle imprese della nostra regione che, malgrado le difficoltà, continuano ad avere dei risultati importanti e noi, aumentandogli le tasse, prendiamo un pezzo dei loro guadagni. Secondo, come possiamo pianificare delle risposte che ormai molto spesso si riferiscono a emergenze, ma che sottendono un problema strutturale che da troppi anni non viene risolto. Quindi sul fronte delle entrate, diciamo, bene la sorpresa dei 26 milioni, che sono i soldi che abbiamo tolto alle imprese aumentando le tasse e l'IRAP pochi mesi fa. È male perché se andiamo avanti a colpi di sorpresa un anno va bene, un anno non va bene intanto e soprattutto non siamo in grado di programmare. E questo è il primo pezzo del problema. Il secondo pezzo del problema riguarda le uscite, relatore Favero, perché se io mi trovo 38 milioni di cui poter disporre per affrontare gli ultimi 6 mesi di legislatura e le utilizzo procedendo con una distribuzione a pioggia tra i vari assessorati, tra le varie missioni, probabilmente questa distribuzione a pioggia consente di accontentare qualcuno, ma di non affrontare alcuna delle criticità che in questo momento sono presenti. 1 milione alla cultura, 700.000 euro allo sport, 1 milioncino vogliamo non darlo al turismo, un po' alle scuole paritarie perché bisogna sempre accontentare tutti, un po' di distretti del commercio che insomma qualche centinaio di migliaia di euro qualche mese prima delle elezioni è sempre utile darlo anche ai commercianti, un po' di viabilità. Questa è la manovra di assestamento dell'anno più complicato che voi ci proponete come ultimo atto della vostra legislatura. Piccoli rimpinguamenti di capitoli che erano già partiti scarsi con il bilancio di previsione. Poi, per carità, alcuni di questi interventi sono anche pregevoli e vorrei evitare di mettermi a giudicare ogni singolo intervento perché stiamo davvero parlando di piccoli interventi da 1 milione, 2 milioni, 500.000 euro. La Regione del Veneto, con un bilancio da 17-18 miliardi, discute di 38 milioni di disponibilità in 20-30 mini intervento da 500.000 euro, 200.000 euro, 1 milione a pioggia. Dicevo, alcuni sono anche pregevoli, i 2 milioni per l'edilizia scolastica, per l'adeguamento sismico, ci mancherebbe. Ma questo non influisce sul giudizio complessivo di questa manovra che, come al solito, si tampona una politica di bilancio restrittiva distribuendo a pioggia quel poco che c'è. Questa è la sintesi dell'ultima manovra di bilancio dei 15 anni della giunta Zaia. Ed è perché manca programmazione, perché il bilancio non ce lo consente e perché io credo non ci sono neanche idee da mettere a terra. Tanto che in questa manovra di bilancio non soltanto distribuiamo a pioggia i 38 milioni di nuove risorse, ma, cosa mai vista, andiamo a fare nuovo debito per 129 milioni. Il bilancio risanato. Ci ritroviamo a fine luglio a fare debiti di 129 milioni che si sommano a quelli che avevamo già deliberato in bilancio di previsione, portando l'indebitamento di questa regione per il 2025 a oltre 300 milioni.
ed erano anni che invece i mutui non venivano accesi, l'ultima volta, come ricorderete, nel 2017 per iniziare a pagare la strada pedemontana. Anche sugli interventi di investimento, alcuni interventi sono sacrosanti. Penso al rafforzamento degli argini per l'ospedale di Padova, probabilmente l'operazione sugli studentati ESU a Venezia. Cito questi due perché sono due interventi significativi che magari avrebbero meritato anche una condivisione maggiore dentro quest'Aula durante la discussione del bilancio di previsione. Avremmo potuto ragionare insieme su quali soluzioni poter mettere in campo. Invece così, tra una commissione e l'altra, scopriamo che l'ospedale di Padova per stare in piedi ha bisogno di 20 milioni per rinforzare l'argine, o così scopriamo che c'è un'operazione da 30 milioni di euro per dare degli studentati ad ESU, senza che questo Consiglio sia mai stato coinvolto in questo tipo di decisioni cruciali sul piano generale e pesanti sul piano del bilancio. Ma tutte le altre iniziative, anche delle spese in conto capitale, a me sembrano le necessità ordinarie: un po' di dissesto idrogeologico, un po' di viabilità, un po' di sicurezza stradale. Nulla di nuovo, cioè noi andiamo a fare oltre 130 milioni di nuovo debito per gli ordinari interventi sul capitale della nostra regione e le cose che abbiamo sempre fatto tutti gli anni. Soltanto che gli altri anni riuscivamo a farlo ricorrendo all'utilizzo di risorse correnti e di entrate nuove, e che quest'anno, avendo finito la benzina, siamo costretti a fare ricorrendo all'indebitamento. E questo è un elemento che mette in evidenza la criticità strutturale di questo bilancio di cui parliamo da anni. Così come da anni, di fronte a questo bilancio ingessato da voi, perché voi avete deciso di non programmare, di non progettare, di non costruire un percorso che si sviluppasse nell'arco dei 5 anni per realizzare qualcosa, così come, dicevo, da anni chiediamo di programmare, anche ricorrendo al debito, interventi pluriennali. Assessore Calzavara, quando io in questi anni vi chiedevo di valutare la possibilità di ricorrere al debito per degli interventi in conto capitale, non intendevo dire avete finito i soldi correnti, fate il debito. Intendevo dire che 5 anni, 10 anni, 15 anni sono un arco temporale interessante, non per andare a debito, per programmare degli investimenti, che è la soluzione che ci serve di fronte alle grandi criticità strutturali che non solo il bilancio ma anche il nostro territorio ha. E invece voi scegliete di iniziare ad indebitare la Regione oggi, dopo anni di mutuo zero, per bisogno di risorse e non per realizzare progetti di prospettiva strategica. Farò degli esempi. Il tema però politico, insomma, è che dentro questa stagione del cambiamento che stiamo attraversando, come ricordato dal relatore Favero, quello che sarebbe servito dal nostro punto di vista alla Regione del Veneto sarebbe dovuto essere un progetto chiaro, che si costruisce giorno dopo giorno, pezzo dopo pezzo, bilancio dopo bilancio, non con interventi estemporanei a metà anno che ci costringono a indebitare la Regione. È indubbio, voi avete preso i voti, tantissimi, per poter governare. Dal nostro punto di vista non siete stati in grado di utilizzare questi voti per indirizzare, governare, orientare i grandi cambiamenti che sono in atto. Avete, secondo me, in questa fase complicatissima, attraversata dalla pandemia, dalla sfida del PNRR, dalla rivoluzione ecologica e digitale, dall'esplosione delle diseguaglianze, questa amministrazione ha utilizzato quella che potrei definire la tecnica dell'opossum, assessore Calzavara. Presente quell'animale che di fronte a un pericolo, a un predatore, si finge morto, sta fermo immobile? Ecco, voi avete utilizzato per amministrare la Regione del Veneto in questi 5 anni la tecnica dell'opossum. Di fronte ai pericoli generali, globali, che anche il Veneto si è trovato davanti, vi siete finti morti, immobili, sperando che nessuno si accorgesse che esistevano anche in Veneto questi problemi, fermo lì che se no se ne accorgono.
Io penso che questa tecnica non abbia funzionato sul piano dei risultati, perché quando la politica si ferma, si finge morta, altri decidono per lei. Il libero mercato, per esempio, o altri centri di potere, per esempio. Farò alcune semplificazioni rispetto a questo tema. Se esiste un problema della casa e dell'abitare in questa regione come in altre regioni, se di fronte a questo dramma che riguarda non soltanto i poveri, ma anche la fascia del ceto medio, di fronte ad altri territori che lanciano grandi progetti di investimento sulla residenza pubblica, che lanciano grandi interventi sulla riqualificazione urbana, che riprendono in mano ad esempio una serie di fondi a sostegno degli affitti e della residenza, se noi non facciamo niente, e noi non abbiamo fatto niente in questi 5, in questi 10, in questi 15 anni, noi abbiamo la responsabilità che dopo 5, 10, 15 anni lasciamo un'amministrazione regionale e dunque una regione che sul tema dell'abitare e dell'emergenza abitativa non ha costruito nulla. Gli alloggi ATER non sono stati riqualificati, politiche di investimento su piani della residenza non esistono strutturali in questa regione. Allora potevamo fare lì sì un bel mutuo da 100 milioni all'anno per 5 anni per rinnovare il patrimonio di residenza pubblica di questa regione. Lì sì avremmo risposto ad un bisogno vero, relatore Favero, altro che lo Stato cattivo. La risposta la dovremmo dare noi ai nostri cittadini. Il tema della casa è un tema che è totalmente assente dalla vostra programmazione, ma c'è anche il tema della transizione ecologica. Approfitto che c'è qua l'assessore Marcato. Voi avete investito 5 anni del vostro tempo a spiegarci che la direttiva Case Green, che il New Deal non andavano bene. Mentre voi raccontavate questa cosa ai veneti, la transizione ecologica era già in atto, non so se ve ne siete accorta. Mentre voi spiegavate che non volete cambiare la macchina perché siete contrari perché non riconoscete i cambiamenti climatici, nel frattempo le imprese e le famiglie il conto della transizione ecologica lo hanno già pagato, lo stanno già pagando. Allora magari se questi 5 anni, anziché incaponirvi sul negare i cambiamenti climatici e dunque le azioni politiche indispensabili conseguenti, vi foste posti il tema di come rendere la transizione ecologica più equa, perché la transizione ecologica, come tutte le grandi rivoluzioni industriali, non colpisce tutti allo stesso modo. Chi ha meno, chi è più fragile, la paga molto più caramente. Cambiare l'auto per uno che ha i soldi non è un problema, è per l'operaio, è per il lavoratore povero che la transizione ecologica del cambio dell'auto può essere un problema. Riqualificare energeticamente la propria casa per chi ha i soldi non è un problema, è per chi non ce li ha che è un problema. E allora dentro questo grande cambiamento voi, anziché proteggere chi rischiava e ha rischiato di essere escluso dai benefici della transizione ecologica, vi siete limitati a lamentarvi che non vi piaceva quella roba lì. E nel frattempo è già successa, però, è già successa. La stessa cosa potrei dire per il PNRR. Colleghe e colleghi, questa è la legislatura del PNRR. Questi sono i 5 anni straordinari nei quali la Regione del Veneto, come tutte le altre amministrazioni pubbliche, avrebbe avuto la possibilità, ricorrendo al PNRR, di cambiare radicalmente la propria fisionomia, dimensione e offerta. Quando ci ricapita di avere 300 miliardi a livello nazionale da spendere per investimenti e l'efficienza della Regione Veneto, consigliere Favero, come è stata capace di cogliere questa opportunità, dove sono i segni del cambiamento epocale che le risorse del PNRR avrebbero potuto generare in questa regione. Non siamo cambiati per niente in questi 5 anni. Siamo rimasti esattamente uguali a quelli che eravamo 5 anni fa e i fondi del PNRR, quei pochi che siamo riusciti ad intercettare, li abbiamo utilizzati per fare le cose che volevamo fare 30 anni fa ma non avevamo i soldi per fare o che eravamo obbligati a fare. E quando noi chiediamo all'assessore Lanzarin che fine faranno le case di comunità o gli ospedali di comunità, non lo facciamo perché ci piace dare fastidio.
Lo facciamo perché pensiamo che attraverso quella missione del PNRR, che ambiva a ridefinire la medicina del territorio attraverso una relazione di prossimità che in questi anni abbiamo perso nella relazione di cura tra medico e paziente, è una grande occasione di ristrutturare i servizi del territorio sanitari e sociosanitari per i nostri cittadini. E la grande efficienza amministrativa della Regione del Veneto è nel dire che facciamo 95 case di comunità, ma che non sappiamo cosa ci sarà dentro, esattamente come in Calabria, in Basilicata, in Lombardia e in Liguria. Stessa roba, non c'è questa eccellenza qualitativa neanche sotto il profilo amministrativo. Semmai occasioni perse, anche in questa legislatura complicata. Allora, se questa è la lettura che noi diamo, non soltanto di questa manovra di assestamento, ma più in generale di questa legislatura, o meglio, della lunga stagione della presidenza Zaia, e quindi un giudizio dell'occasione perduta più grande per questa regione, siamo anche preoccupati per ciò che ci attende. Perché lo ha detto anche il relatore Favero nella sua parte introduttiva, chiudete la legislatura, questa legislatura, dicendo che va tutto bene, che siete bravi, che non c'è nessun problema, che affrontate tutti i bisogni. Mentre dite questa cosa non vi rendete conto che la casa sta bruciando. Qualcuno direbbe che la mucca è nel corridoio. E chiudete la legislatura, chiudete la legislatura dicendo che va tutto bene e candidandovi ancora una volta ad occupare quelle poltrone, come emerge peraltro dal dibattito pubblico di questi mesi in cui il centrodestra si accapiglia e litiga per discutere su chi occuperà quelle poltrone, ma anche stavolta non vi candidate a governare i grandi fenomeni che sono in corso, rischiando di trascinare il Veneto per altri 5 anni in questo mondo degli opossum, immobili, fermi, mentre il mondo intorno a noi cambia. Io credo che al Veneto serva un'altra cosa invece, a partire da questa manovra di assestamento, ma anche per il futuro. Servirebbe a questa regione finalmente, al di là dei consensi in cassaforte, una politica che si candida per cambiare ciò che non va in questa regione, per ridurre le diseguaglianze enormi, anche quelle che si sono allargate in questi 5 anni mentre voi vi fingevate morti. E allora servirebbero 2 cose che anche in questa manovra di assestamento non ci sono. La prima, scelte decisive. Io mi rendo conto che ogni volta che vi chiedo di scegliere vi sto chiedendo di premiare alcuni e di penalizzare altri. Perché nel momento in cui uno evita la pioggia di finanziamenti e decide di investire da una parte, sta decidendo di investire da una parte e non investire dall'altra. Mi rendo conto che è una scelta complicata, rinunciare a qualcosa, ma cos'altro è la politica se non esattamente questo? Decidere chi premiare e decidere chi penalizzare. E allora quello che è mancato in questi 5 anni, la prima cosa che è mancata, la cosa che servirebbe per il futuro è questa: scelte decisive, chiare, possibilmente coraggiose. Non si può accontentare tutti in una fase di ristrettezze economiche. 2, servirebbe un'idea chiara di cambiamento e di società. In questi 5 anni voi avete disegnato una società nella quale chi è più fragile resta indietro. I dati sulla povertà assoluta e relativa di questa regione sono aumentati. Il dramma dell'emergenza abitativa ha escluso intere fasce di popolazione dai contesti urbani. La società che avete disegnato voi in questi 5 anni è che chi è in difficoltà non accede alla casa. La società che avete disegnato voi in questi 5 anni è che chi è donna fatica a lavorare e se lavora è pagata meno, ancora peggio se è madre. È questa la società. Avete disegnato una società in cui chi è giovane è costretto ad emigrare perché in questo territorio non trova opportunità. Avete disegnato una società in questi 5 anni in cui lo sviluppo si è realizzato soltanto attraverso il cemento.
Questa è l'idea di società che in questi 5, 10, 15 anni avete realizzato nella nostra regione e noi pensiamo che questa società che voi avete disegnato va cambiata radicalmente. Per questo vogliamo agire contro la povertà, contro il disagio abitativo, a favore di politiche per la casa per tutti. Ecco perché in questi 5 anni abbiamo messo le questioni di genere al centro della nostra azione politica. Avremmo voluto in questi 5 anni rimettere in discussione al primo posto della vostra agenda il tema del mondo del lavoro, di come si è indebolito, soprattutto per i giovani in questi 5 anni. Avremmo voluto parlare con voi in questi 5 anni di sviluppo sostenibile, di come si garantisce a questa regione crescita e progresso senza comprometterne in maniera definitiva la sostenibilità ambientale. Avremmo voluto, consigliera Ostanel, parlare con voi di politiche giovanili in questi 5 anni. Questi sono i temi invece che sono stati assenti dalla discussione dentro e fuori quest'Aula. Ovviamente, Assessore Calzavara, dico questo senza che mi sfuggano le difficoltà del bilancio della Regione del Veneto, di tutte le altre enti regionali, degli enti locali, altri soggetti dimenticati dalla vostra programmazione, del Governo nazionale, per carità. Sa qual è il problema, Assessore? Che tutti hanno di fronte questa sfida, tutti gli amministratori pubblici hanno di fronte oggi questa sfida. Bisogna saper realizzare obiettivi ambiziosi con strumenti scarsi. Questa è la grande sfida che abbiamo tutti davanti. Il problema è che voi in questi 5 anni, invece che costruire modi per arricchire quegli strumenti scarsi, avete deciso semplicemente di abbassare le ambizioni. Obiettivi ambiziosi con strumenti scarsi. Gli strumenti sono rimasti scarsi e voi avete accettato di ridurre l'ambizione dei vostri progetti. Per questo riteniamo profondamente negativi i 5 anni di questa amministrazione regionale. Avete ridotto l'ambizione dei vostri progetti, soprattutto in quei campi nei quali partivamo fortemente avvantaggiati, in quei campi nei quali la sfida potevamo affrontarla con qualche arma in più degli altri. Ed è per questo che continuiamo a parlare di sanità e di cura delle persone, soprattutto in questa regione. Lo dico a chi dall'alto sventolando la bandiera dell'autonomia mi racconta dell'identità veneta, del popolo veneto, che vogliamo l'autonomia per fare chissà cosa, poi in realtà non si fa niente. Se c'è una matrice identitaria fortissima in questa regione, non è il Leone di San Marco, non è il popolo veneto, non è il 25 aprile, è il sistema sociosanitario. Lì sì, su questo tema avrei voluto vedere le vostre battaglie identitarie, non per difendere il Leone di San Marco disegnato sui treni, ma per difendere la grande rivoluzione che è stata in Italia dal Veneto nella individuazione e costruzione del sistema sociosanitario integrato. L'avremmo fatta insieme questa battaglia sì identitaria. E invece non avete mai parlato di questa cosa qui, quando dovete rivendicare cosa vuol dire essere veneti. Per me, per noi, essere veneti significa essere orgogliosi di quel modello di integrazione sociosanitaria su cui abbiamo costruito il benessere dei veneti e delle venete che voi in questi 5 anni avete contribuito a smantellare. Scarsità di strumenti, obiettivi ambiziosi, dicevamo. Come si può non vedere la riduzione della qualità dei servizi e delle prestazioni, mentre si allarga il bisogno? Tutta questa discussione sugli extra LEA, 10 milioni, 12 milioni, 13 milioni e mezzo di extra LEA, cioè di servizi extra rispetto a quelli minimi garantiti a livello nazionale, finanzia questa regione. Sapete quanti soldi mette l'Emilia Romagna in prestazioni extra LEA, Assessore Lanzarin? Cioè in prestazioni che non sono obbligati ad erogare dallo Stato, ma che decidono di garantire ai propri cittadini. 136 milioni di servizi e prestazioni extra LEA, che vuol dire
l'esame prenatale per le donne incinta, che vuol dire l'endometriosi, che vuol dire lo psicologo di base, che vogliono dire tantissimi servizi che incidono in maniera rilevante sulla qualità della vita delle nostre persone. Allora la differenza tra una società che investe nella sanità e nei servizi sociosanitari e una società che fa benissimo il minimo indispensabile è esattamente questa roba qua. È esattamente questa roba qua. E non avete neppure in questi 5 anni, e mi avvio alla conclusione, deciso di giocarvi in maniera ambiziosa la sfida sull'altro campo di gioco nel quale potevamo avere qualcosa da dire in più degli altri territori con cui competiamo, che è il fronte dell'impresa. Voi 5 anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa avete ereditato una regione che correva più delle altre. Voi avete avuto l'opportunità di guidare la locomotiva d'Italia. Voi avete costruito i 15 anni di questa politica guidando la Ferrari che andava a doppia velocità rispetto al PIL della media nazionale, non dico neanche delle regioni del sud. Il Veneto cresceva al doppio della media nazionale. Il 2025, per la prima volta, il PIL del Veneto è più basso del PIL della media nazionale. Noi cresciamo del 24, scusate, noi siamo cresciuti dello 0,5, la media nazionale dello 0,7. Questa è l'eredità che voi lasciate, facendo perdere terreno a questa regione anche nel campo di gioco dove eravamo più forti, il sistema produttivo. E io penso, assessore Calzavara, assessore Marcato, che dopo 26 mesi di caduta verticale della produzione industriale in Veneto qualcosa di nuovo si deve fare. E invece anche su questo fronte cala il PIL, cala la produzione industriale, cala l'occupazione, cala l'export. Anche in questo contesto, tecnica dell'opossum, fermi immobili, risorse per lo sviluppo economico nell'assestamento, 400.000 euro mi pare, per i distretti industriali, fine, e i distretti commerciali. Cioè in questo contesto in cui l'economia veneta, nazionale, europea è sotto shock, quasi in recessione, avete 38 milioni da spendere e non mettete un euro nello sviluppo economico a sostegno delle imprese che domani mattina, grazie al vostro amico Trump, saranno costrette ad affrontare anche il dramma dei dazi che colpirà particolarmente la nostra regione. E nella manovra di assestamento non c'è niente per essere i primi rispetto anche alle altre regioni a rassicurare i nostri imprenditori che non a caso oggi sui giornali lanciano il grido d'allarme. Tecnica dell'opossum, anche in questo caso, ferma immobile, farà qualcosa la Meloni, farà qualcosa l'Unione Europea, farà Ursula qualcosa, vuoi che tocchi a noi? Noi siamo qua soltanto per amministrare, per governare, per fare passare i prossimi 5 anni fingendosi morti. Potrei fare lo stesso discorso sulle infrastrutture, mi fa piacere che oggi anche qualche collega della maggioranza si sia accorto che c'è un vuoto infrastrutturale nel cuore di questa regione che riguarda la provincia di Padova. L'avete detto voi oggi sui giornali, lo dicevamo noi un anno fa, perché anche in questi 5, 10, 15 anni sul piano infrastrutturale, mentre le altre regioni costruivano, pianificavano, immaginavano gli spostamenti, noi abbiamo fatto la pedemontana. Basta, no, a me può sembrare anche tantissimo, sembra poco alle imprese, ai cittadini, a chi ha bisogno di essere libero di muoversi per andare non soltanto da Treviso a Vicenza, ma magari anche per andare da Cittadella all'ospedale di Padova, come ricordava un collega vostro sui giornali oggi. Anche su questo fronte, ma parlo delle infrastrutture viarie, vogliamo parlare della TAV, della linea veloce? Perché se volete vi spiego anche che in Veneto l'alta velocità del trasporto ferroviario è in ritardo di 30 anni. E questo mentre a Bologna l'alta velocità l'hanno finita 15 anni fa. L'eccellenza, i bisogni, si diceva, lo sviluppo. Ecco, queste
volevo dire brevi, ma brevi non sono state, considerazioni conclusive che ovviamente riguardano l'assestamento a questo bilancio, ma che riguardano un giudizio generale di questa amministrazione, stanno anche alla base, come dicevo, della preoccupazione che abbiamo per il futuro. Perché siamo convinti che oggi serva cambiare la modalità di governare i cambiamenti che ci stanno attraversando e da questo punto di vista vorrei che fosse chiaro, noi come centrosinistra sentiamo pienamente la responsabilità a cui siamo chiamati da qua ai prossimi mesi, che non è soltanto come pensate voi o come ve la gestite voi, la responsabilità di decidere chi si siede su una poltrona o chi si siede sull'altra. Noi sentiamo la responsabilità di dover raccontare per questa regione un'idea diversa di società, che abbia il coraggio di prendere delle scelte, che abbia il coraggio di dire cosa c'è da cambiare, che abbia la voglia e la capacità di ridurre le diseguaglianze e per questo e con questo atteggiamento affrontiamo l'assestamento di bilancio oggi e i prossimi mesi che ci attendono.